Sono stato estratto, sono andato a vedere la partita. Quella di Beppi Vazza è solo una delle tante storie del Vajont che Matteo Renzi ha ascoltato nella sua lunga sosta a Longarone. Prima un breve discorso nella piazza del paese con, alle spalle, la diga. Poi l'omaggio alle vittime al cimitero monumentale di Fortogna. Una visita commovente per il sindaco di Firenze che del Vajont ha solo sentito parlare, così come della drammatica alluvione nella sua città. Naturalmente non si possono fare graduatorie, ma pensate che allora furono 37 morti. Immaginare un paragone con le quasi 2000 vittime è praticamente impossibile, anche se Mauro Corona prima mi spiegava non c'è una possibilità di fare un elenco, una classifica. È evidente che quando tu perdi qualcuno per una causa naturale c'è un sentimento quasi di rabbia, di rivolta, in particolar modo qui. La visita al cimitero è tutto un susseguirsi di domande, di chiarimenti, di curiosità, di dolore. La posa da parte di Renzi, Roberto Padrin, sindaco di Longarone, e Giuseppe Pezzin, primo cittadino di Erto, di un fiore al monumento dedicato alle vittime e ai soccorritori. Poi, all'uscita, la firma sul registro dei visitatori. Qui l'incontro con Giuseppe Vazza, informatore e testimone del Vajont. Vazza, 80 anni, il 9 ottobre 1963 abitava a Codissago, era al bar a vedere la partita Real Madrid-Rangers, il boato, il dramma. Onda di vento e di aria che mi ha denudato, mi ha spazzato via da dove arrivavo. Beppi Vazza perderà la madre e altri 15 parenti, una storia drammatica che colpisce Matteo Renzi. Il Vajont e i suoi uomini resteranno sempre nel cuore del primo cittadino di Firenze, perché dimenticare è impossibile. Il dolore si rinnova parlando con coloro i quali 49 anni fa erano qui, mi sono venuti i brividi prima.